Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, secondo Sport Italia, ieri sera c'è stata una telefonata fra Thiago Motta e il capitano del Napoli, Di Lorenzo. Non sappiamo cosa si sono detti, anzi, Sport Italia conferma che Di Lorenzo abbia accettato questa proposta della Juventus di andare a giocare nella Juventus e si è detto disponibilissimo al progetto Juventus della Juventus di Thiago Motta. Dove sta la verità? Ragazzi, come sempre, quando io vi dico queste cose, la verità sta sempre nel mezzo, perché un giornalista non può sapere se Thiago Motta ha telefonato a un giocatore, ragazzi. Poi oggi è uscito il regolamento, perché non so se lo sapete, ma Spalletti ha messo delle regole molto ferree, molto dure, diciamo così, per quanto riguarda i giocatori, della nazionale, ovvero loro dicono che ieri sera in serata c'è stata questa telefonata, ma se noi andiamo a vedere il regolamento che ha dato Luciano Spalletti ai ragazzi della nazionale, dice che il telefono si può usare solo a pranzo e a cena e basta. Per il resto telefoni spenti, nessuno si deve allontanare dalla testa dell'europeo, nessuno. E addirittura oggi, ora non mi ricordo la fonte, scusatemi ragazzi, ma stanno dicendo che Giuffredi sta volando in Germania per andare a parlare con Di Lorenzo della questione Juventus. Anche qui, secondo me, è una stronzata, scusatemi la parola, perché a fatica i giocatori possono uscire dalla struttura e nessuno può entrare nella struttura, quindi è impossibile che Giuffredi stia andando a parlare con Di Lorenzo. Io penso che stia andando a vedere la partita dell'Italia con l'Albania, semplicemente, quindi non penso ci sia nessuna trattativa di mercato. E poi quello che mi domando io, come fa un giornalista a sapere cosa si sono detti al telefono? Cioè ragazzi, questa è una cosa assurda, è una cosa veramente assurda, è una cosa assurda anche creare un qualcosa che non c'è, voglio, perché sinceramente se Di Lorenzo dovesse andare via da Napoli, tanto piacere, voglio, ve l'ho detto, eternamente grato, ci ha portato il terzo scudetto, ma se lui vuole andare via, se deve rimanere a Napoli contro voglia e giocare di merda, lo possiamo dire tranquillamente, intanto si stanno picchiando i gatti qui fuori, siccome devi giocare di merda, preferisco venderlo a 20-25 milioni, mandarlo via, perché è inutile tenere un giocatore contro voglia nella tua squadra, anzi è proprio no sense tenere un giocatore che non vuole rimanere nella tua squadra, anche se è il capitano, questo lo possiamo dire, anche se è il capitano, perché attualmente il capitano del Napoli è Di Lorenzo, ma se lui non ha voglia di giocare con il Napoli, adieu, la porta è quella, guardate, la porta è quella, può andare via quando vuole, è lì, porta 25-30 milioni, va alla Juventus e tutti felici e contenti. Però ieri sera, anzi, sì, ieri sera o ieri pomeriggio, ma non mi ricordo di preciso quando è uscita questa notizia, forse ieri pomeriggio, in tardo pomeriggio, io avevo già fatto il video delle ore 18 perché era quello della Juventus. Si parlava di questa telefonata di Manna a Di Lorenzo per ricucire questo strappo che c'è stato con la società del Napoli. Questo strappo che a quanto pare non è con la società Napoli, ma è con Manna. Perché Manna per cosa si deve scusare con Di Lorenzo? Perché gli ha detto che ognuno può partire? Se uno non si sente nella causa Napoli può partire? E allora a quel punto mi domando, caro Di Lorenzo, allora se vai alla Juventus e i tifosi ti iniziano a fischiare, come è stato fatto per tanti giocatori della Juventus, ragazzi, non vi ricordate, Vlahovic è stato sommerso dai fischi, Vlahovic però è sempre stato zitto, non ha mai aperto bocca, il suo l'ha fatto vedere in campo. Io sinceramente voglio non farei troppi drammi, se Di Lorenzo vuole andare via vada via e senza troppi giri di parole, voglio, porti i soldi e te ne vai, è semplice. Però questa cosa che i giocatori, i giornalisti suppongono, come ha detto Di Lorenzo, cose che non sono veritiere, questo mi lascia un po' dubbioso, perché caro Di Lorenzo, le voci di un trasferimento alla Juventus l'ha messe in giro il tuo di procuratore, non la società SSC Napoli, il tuo procuratore sta facendo il suo gioco,
alle tue spalle, secondo me, perché a lui importa assai se vai alla Juventus, se vai al Real Madrid, tanti soldi delle commissioni le prenderà sempre, non c'è nessun problema. E poi il capitano del Napoli c'è, il capitano del Napoli si trova subito, sappiamo a chi dare quella fascia da capitano, va bene? E lo sapete anche voi naturalmente, stiamo parlando di Lobotka. Il prossimo capitano del Napoli dovrà essere Lobotka. Qualcuno ha detto no, la fascia a Kvara. Kvara è troppo giovane, Kvara è troppo giovane, serve un giocatore d'esperienza in mezzo al campo che possa parlare, che in tutti i momenti dell'azione sia lì a parlare con l'arbitro, e Lobotka è un ruolo strategico per questa cosa. Vi ho detto, Di Lorenzo vuole andare via? Ciao, la porta è quella, vattene, non c'è nessun problema. Io l'ho detto, le bandiere non esistono più, le bandiere sono morte dal dopo Totti, dal dopo Del Piero, sono morti tutti, le bandiere non esistono più, si va dove il soldo è più facile, non vogliono essere criticati questi giocatori, va benissimo, va benissimo. Io li avrei voluti vedere negli anni 80, nell'Italia degli anni 80, 90 e 2000, questi fenomeni che oggi facciamo passare per fenomeni, ma che fenomeni non sono, ma fenomeni non sono per nulla. Ve l'ho detto, sento alcuni tifosi napoletani dirà se Di Lorenzo va alla Juventus è un uomo di merda, se va di qua, se va di là, non può tradire il Napoli così, è il capitano, ma ragazzi, ma voi che state ancora a guardare queste cose, la Juventus, l'Inter, ma che cazzo ce ne frega sinceramente, vuoi andare via, stati buona. E ribadisco, non facciamo drammi, non piangiamoci addosso. Già l'abbiamo superato con Higuain, l'abbiamo superato con Higuain che è stato uno degli attaccanti più forti dal dopo Maradona, dopo sempre Edinson Cavani, perché il mio cuore è per Cavani, e chi è iscritto da tanto a questo canale lo sa che io amo più Cavani di Higuain, ma è una questione personale, secondo me era molto più forte Cavani. Però ecco, se vuole andare alla Juventus vada, io però oggi non vedo juventini che parlano di questo argomento, forse perché non fa troppe visual queste cose di Lorenzo, no? Pensano ad altre cose, no? Naturalmente, mo stanno pensando a Cop Mainers di qua, di là, Douglas Luiz, mo stanno a pensare a Greenwood e tutte a queste cose, però una cosa fuori tema. Agnelli, ma tu dici che Allegri non era consono alla società Juventus, ma allora Greenwood che ha menato, poi non si sa se è vero, la fidanzata è stile Juventus, non ho capito. Chiedo. Comunque, detto questo, questa era la questione di Lorenzo e ve l'ho detto, secondo me sono grandi stronzate quelle che stanno facendo uscire su Sport Italia, per il semplice fatto che Spalletti ha proprio chiesto ed espresso che i giocatori non debbano parlare a telefono, non debbano usare il telefono un tot di ore, ma solo a pranzo e solo a cena, non devono avere visite nel ritiro, ma nemmeno delle fidanzate, penso delle mogli, secondo me, perché sono 30 giorni e tu devi fare quei 30 giorni fissato sull'obiettivo. Qual è l'obiettivo? Euro 2024, quello lì. Quindi è inutile che Sport Italia continui a dire c'è stato di qua, c'è stato di là, ora parte Giuffredi, sta andando in Germania per parlare della situazione di calciomercato. No, perché i giocatori, se tu vai a leggere il coso di Spalletti, c'è scritto che i giocatori si possono muovere solo in gruppo e non singolarmente, non possono usare cuffie, non possono fare... Quindi ragazzi, sono regole dure, ma sono giuste, perché secondo me se devi vincere un europeo, se devi lottare per l'europeo, devi essere concentrato al 100% sull'obiettivo europeo, non devi pensare al calciomercato. Però ecco, queste voci di Lorenzo stanno girando ogni giorno, io sinceramente mi sono anche rotti i coglioni di questa cosa. Giuffredi oramai se ne è lavato le mani, ha buttato la bomba lì sul tavolo, ha preso e se ne è fuiuto. Però il tempo al tempo, il tempo è galantuomo, l'abbiamo sempre detto, il tempo dimostrerà se Di Lorenzo andrà alla Juventus, se rimarrà a Napoli, se Conte l'ha convinto, perché poi bisogna vedere, prima parlano di riavvicinamento, riappacificamento fra la società e il giocatore, oggi invece si parla di questa telefonata di Diego Motta. Io ve l'ho detto, dove sta la verità? La verità sta sempre nel mezzo, la vera verità non la sapremo mai, cari ragazzi. La vera verità su questa faccenda di Lorenzo Napoli, di Lorenzo Mann,
non la sapremo mai. Poi questa cosa, Manna si è dovuto scusare per cosa? Se loro hanno detto, ma allora, Sport Mediaset, se non sbaglio, o Sport Italia, ma non mi ricordo chi era, ha detto Manna è stato colui che ha fatto la disfatta del Napoli perché ha detto vicino a Di Lorenzo a fine stagione. Manna non poteva lavorare per il Napoli, Manna è stato annunciato dopo la fine del campionato, ovvero se non sbaglio erano già in ritiro della nazionale, se non sbaglio, Manna, forse no, forse ancora no, forse ancora no, però non ha avuto il tempo perché i giocatori non erano a Napoli, erano in vacanza. Quindi quando sento queste stronzate, perché voglio in fondo sono stronzate, e sinceramente mi gira un po' i coglioni. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao voglio.